Buongiorno, oggi ci troviamo vicino a Paluzza, qua in Friuli Venezia Giulia. Dal paese di Cercivento siamo saliti verso Pian delle Streghe, dove abbiamo parcheggiato l'auto qua, lungo questa carraia qua. E niente, oggi andiamo a fare un bel po' di vette, almeno questo è il preventivo, dato che ieri siamo stati su a Milano e quindi la città non fa per noi, oggi ci spacchiamo con un po' di vette. E niente, andiamo a fare per primo il Monte Tenchia, qua su, dopo aspetta perché me le sono scritte, Pizzo del Corvo, Zoufplan, Monte Terzo, che è praticamente la nostra destinazione più lontana, e poi forse il cimone di Crasulina, quello è da vedere quanto tempo abbiamo ancora. Bene, Manu praticamente oggi è con noi, ma vabbè, guardiamogli solamente la faccia, praticamente è un po' assente. Buongiorno. No, Non è un buongiorno. Bene, ci si aggiorna, dai. no, i bastoni. Cominciamo bene, ecco. Chiusa la macchina, i bastoni. Perfetto. Partiamo forse, eh? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never Ok, noi qui tramite il 154 usciamo da tutto il pratone fatto qua sotto. Siamo partiti laggiù. Ecco Manu che sta arrivando. Alla fine questa rotabile qua, che vedete, dove abbiamo parcheggiato noi là sotto, vabbè, la nostra macchina non si vede, e niente, è comunque transitabile in auto, si potrebbe arrivare qua anche in auto. Noi infatti dopo penso in discesa la faremo a piedi di qua. Bene, proseguiamo. Ti sei svegliata adesso? Vuoi salutare i tuoi... No, io vorrei salutare Sì, il proprietario di quella casetta. è bella. Dopo vi metto una foto perché non l'ho ripresa. No, io non provo mai invidia, ma invidio il proprietario. Nel caso, se magari ha bisogno che gliela andiamo a pulire, stiamo là 1 o 2 notti, Ma che una settimana. anche una settimana, lei si allarga sempre. Gliela pulisco, mica io sto gratis. Ah, ok. Taglio Vabbè, anche l'erba. se il proprietario ci sta guardando, noi siamo qua. Grazie, eh. you fade away. As you fade away. Ok, senza accorgermene, quando vi ho fatto questa panoramica qua, ero sopra il Monte Tenchia, che è quello laggiù in fondo. Ok, adesso saliamo verso il Pizzo del Corvo. Adesso stiamo proseguendo la nostra salita verso Zoufplan, penso si nomini così, ecco questo Pizzo del Corvo, il Monte Tenchia, Pizzo del Corvo. Quello là sarà il cimone di Crasulina, quell'ultimo che avevamo detto. Adesso qua, dove c'è questo bellissimo ripetitore, arriviamo al... aiutami, Zoufplan, sì, ok. Laggiù abbiamo il Coglians e proseguiamo, passiamo qua da Zoufplan e dopo andiamo al Monte Terzo. Arrivati in vetta anche allo Zoufplan. Wow, a parte questo pallone da calcio, però se vogliamo i servizi
qua scesi dalla vetta, o qua davanti al Cimon di Cresulina abbiamo anche il lago o laghetti Zoufplan. Naturalmente adesso con la siccità è poco più di una pozza. Proseguiamo verso il Monte Terzo, che l'abbiamo già visto dall'alto di là. E poi il Cimone di Cresulina andiamo a fare, o sì o no? Rimanete con noi e lo scoprirete. Ecco lì la vetta del Monte Terzo. Peccato che dobbiamo scendere fin laggiù per poi risalire su. Vabbè, la montagna è fatta così, però è bella. In salita al Monte Terzo non dovrebbe mancare molto. Di là era dove eravamo sul Zoufplan, e dopo quello là è il Cresulina, un'altra bella scarpinata. Il problema è la discesa, scendere là e risalire. Vedete quelle 3 persone laggiù in fondo? E risalire tutto e poi verso. Però peccato lasciarla là. Vediamo, ma non la vedo tanto intenta per farla. Vediamo. Ecco la vetta, e che andiamo a suonare la campana. Eccoci. Il Collians. Eccoci. Ok, siamo scesi di nuovo dal Monte Terzo. Adesso ci aspetta questa breve, intensa salita fino là alla Forcella, e da là decideremo se andare a fare Sono io che sono scarica oggi. vedi, guarda che bel cane che ho. Mio Pippo! Bello Novetta. Guardando altre direzioni. Certo. Però che bello là. Io? Il ghiaione là. Il Collians. Sì, ma mi piace il ghiaione là, quello in mezzo. Andiamo là? Dai che andiamo, dai. Adesso no. Bene, ci vediamo là. Ok, ho lasciato Manu e Nova laggiù dove c'è quella grotta, quella forcella. Manu non ce la fa e io ho deciso di salire in solitaria al Cimon. Penso sia là, ma secondo me mi illudo. Allora, c'è un po' di foschia. Comunque laggiù io vedo il mare. Sicuramente dalla camera non si vede, ma per essere così in fondo, praticamente in Austria, è un bel tiro. Laggiù c'è Manu, vedete il tarp azzurro, e la mia vetta ora si vede, è là, quindi ormai arrivati. Ecco, ho fatto anche questa. Ottimo.
Ok, raggiunto il resto della compagnia qua. E La poltrona. no, dai. E niente, proseguiamo praticamente per tutta questa forestale qua. Laggiù ci sono anche delle mucchette. E niente, penso che ci vediamo al parcheggio, se non c'è nulla di strano, che magari ci mettiamo di fare qualche altra vetta. No. E niente, ci vediamo al parcheggio per i saluti. A dopo. Ciao ciao. Ciao. Bene, siamo sul bagagliaio dell'auto, perciò dovremmo aver finito di camminare. Oggi com'è andata? Panorama per me fantastico. E perché il vento adesso? Ah sì, la so. La vedo un po' in sofferenza. Niente, panorama fantastico e anche bello vedere tante cime così che sono tutte attaccate, si scende e si sale sull'altra, molto bello, diciamo. E niente, giornata fantastica. Sentiamo Manu che oggi ha il milanese, per carità, anche ieri, bella Milano, però non è il nostro terreno di gioco e quindi ci ha sconfitto. No, ieri ero dilaniata, perciò ho raccolto stanchezza. E no, oggi pensavo sinceramente di non farcela, nel senso che ero abbastanza cotta. E invece alla fine, dai, le ho lasciato solo l'ultima vetta da farsi da solo, perciò Era la più bella. 70-80 metri di dislivello con 700-800 metri di lunghezza, perciò dai, non gli ho lasciato tanto da solo. Però sì, a volte bisogna anche capire quando fermarsi, insomma. Esatto. E niente, bellissimo giro, veramente bello. Ancora purtroppo caldo, a parte quando soffia un po' d'aria che allora si respira. E niente, sarebbe da tornare perché abbiamo visto un altro bel giretto dall'altra parte. Pezzecul o Pezzacul. Pezzacul. Pezzacul, il monte Pezzacul. Vediamo, ci abbiamo messo gli occhi sopra. E ultima cosa, poi vi lascio. Ricordatevi di iscrivervi qua al canale, lasciare un mi piace, per voi è gratuito, ma per noi è molto importante. Ci aiutate un po'. Bene, Ciao, alla ciao. prossima, ciao ciao!